Cristo lo che in creata se dorata aurora. Bimba bim bam boom, bimba bim baram boom, bimba ram bim baram bam boom. Binnan naram binnam, donnon naron non naron bam. Binnan naram bim bam, binnan naram bim bam. E minatunu alattine sestria e zucchero in amore gruninne. Nara canzone se importatine che no che sapere a companzia. Su marco idiota, su con de soco io vivo da nesco de toccare de soco. Son duo spinnadello lucentes per la rara schitta torna su viso asa. Bim bom bararo irim baram bilaro irim baram bim bararo irim baram bilai bim bam bom. Allora, il canto a tenore è una delle pratiche più antiche dell'area del Mediterraneo e si ignora quale sia la sua origine e sono state fatte delle ipotesi per quanto riguarda la sua nascita. C'è chi afferma che il canto sia vecchio di 4.000 anni addirittura ed è costituito da 4 voci, 2 delle quali il basso e la contra sono voci gutturali, ovvero sono realizzate tramite una tecnica molto particolare che trova riscontri solo in alcune aree, diciamo, del mondo e in modo particolare in Sardegna. Retratta vaccheria, sacco narciso, con modos de cantare virgiliano. Il canto, diciamo, dovrebbe essere prettamente maschile, però noi abbiamo sempre sentito parlare dai nostri genitori, dai nostri nonni di donne che avevano delle particolari capacità vocali tale che potessero permettere di fare questo tipo di canto, però comunque è una rarità questo, il canto è, diciamo, esclusivamente maschile. Ora come ora in Sardegna non ci sono donne che cantano, comunque questo non esclude il fatto che in passato potessero esserci anche delle voci femminili all'interno di questo tipo di canto. Bitti è un piccolo paese della provincia di Nuoro, centro Sardegna. Bitti fa 3.500 abitanti.
un paese che prevalentemente vive, ha un'economia agricolo-pastorale, ci sono tanti pastori. Ecco, infatti, forse il mio collega ha già detto che il canto a tenores ha un'origine proprio pastorale, proprio perché si è originato praticamente in campagna, il pastore in solitudine, diciamo che praticamente è riuscito a creare brillantemente questo tipo di canto, imitando proprio il verso degli animali domestici, quali il bue e la pecora. Il basso è un suono quindi molto arcaico, molto vecchio, ed è la nota più grave di questo canto. La contra invece è un po' meno grave rispetto al basso, e assieme alla mezza voce costituiscono l'accompagnamento armonico che si realizza tramite la fusione di queste quattro voci. Allora, diciamo che nel nostro repertorio ci sono dei canti ballabili, delle danze, diciamo, che sono dei canti più che altro che servono per accompagnare proprio dei balli, e sono 5 canti di balli. Però allo stesso tempo ci sono anche dei canti seri, canti quindi tristissimi per le morti, oppure canti allegri per le nascite, per i matrimoni, per le serenate alle ragazze, e allo stesso tempo ci sono canti quindi solenni e canti religiosi che vengono eseguiti in particolari, diciamo, funzioni religiose e periodi dell'anno.